Buona Padania, buona Benacchia da Andrea Rognoni. Oggi parliamo di due argomenti un po' diversi uno dall'altro. Il primo riguarda Villa Reale, come è stata sistemata, il grande successo per la visita a partire dal 10 settembre in poi, prima gratuita e progressivamente a pagamento, di una Villa Reale restaurata che però fa discutere per tutta una serie di questioni che sono legate soprattutto alla mancanza dell'arredamento. Di conseguenza il sindaco ha scritto una lettera al Quirinale chiedendo: ridateci gli arredi della nostra villa. Per quanto riguarda il secondo argomento è più generale, però sempre molto stimolante, anche se abbiamo già parlato di sfondi e tematiche simili. Se non sei di sinistra non lavori. La clamorosa intervista rilasciata da Virnalisi, come sapete le persone a una certa età, è il caso anche della pur bellissima e sempre bellissima Virnalisi, si lasciano andare delle confessioni, se non sei di sinistra non lavori, questo è il senso un po' di una eredità di una vita legata anche a Germi, Pietro Germi, di cui era amica, che purtroppo non è diventato famoso come tutti gli altri nel mondo del cinema, ma poi ci sarebbe molto da dire per tutto il resto. Prima però di parlare degli argomenti citati, ecco un invito particolare per questo pomeriggio. Storia della Brianza segreta, questo è l'argomento che io tratterò alle ore 17 all'antico granaio di Villa Greppi a Monticello, Brianza, località posta in provincia di Lecco ma facilmente raggiungibile da varie parti, compresa la Valassina, la superstrada della Valassina. E in questa conferenza di oggi, che sarà seguita dal straordinario spettacolo Divertissement di Roberto Marelli, Bel Paese Lombardia, ecco, in questa conferenza cercherò di mettere a fuoco quello che non tutti sappiamo della Brianza, perché ci sono misteri, segreti, particolari complessi che vanno finalmente chiariti sia per la Brianza medievale che per la Brianza moderna. Naturalmente il riferimento è anche a una Brianza più popolare di quella legata alle vicende strettamente storiche, e quindi il rapporto sia con i promessi sposi dal punto di vista della gente e ovviamente la lingua briantea e le sue tradizioni. L'appuntamento è alle ore 17 di questo pomeriggio all'antico granaio di Villa Greppi, Monticelli, Brianza. Probabilmente lo spettacolo di Marelli è anche più stimolante della mia conferenza, perché questo grande vate della meneghinità che è Roberto si lascerà andare anche lui a delle confessioni straordinarie che solo se venite su a Villa Greppi potete ascoltare. Peraltro questo grande evento che si intitola I giorni del dialetto finirà domani alle ore 18 di domani con una conferenza direttamente in lingua brianzola di Silvano Pirotta alle ore 18, ma oggi l'appuntamento è alle 17, alle 17:45 poi ci sarà Marelli. In ogni caso in coppia lavoriamo e recitiamo. Benissimo, allora vi dicevo, scendiamo solo di qualche chilometro da Villa Greppi e arriviamo a Monza, perché non abbiamo avuto ancora modo di commentare il restauro definitivo, almeno in funzione Expo, anche se non è definitivo in assoluto, della villa stessa, della Villa Reale, che è possibile visitare da 3 settimane a questa parte. Naturalmente tutto questo va a coincidere con un altro evento che è più legato alla provincia, che ha avuto un enorme successo, le Ville Aperte, che manifestazione Ville Aperte tradizionalmente fatta a settembre per tutta la Brianza, con un record di 40.000 spettatori, ma naturalmente a Villa Reale sono venuti in tanti anche lì e si sono resi conto di un problema, perché al di là del fatto, stendiamo un pietoso velo ed è giusto comunque ricordarlo, sul fatto che l'idea di restaurare definitivamente, di riaprire al pubblico, non è di questo sindaco attuale, ma è del precedente, che era di marca, come sapete,
padanista e leghista, ma al di là di questo il sindaco precedente aveva già fatto presente un problema che ci sarebbe stato e che evidentemente poi è esiziale per la riuscita della presentazione della villa non solo ai monzesi, ai milanesi e ai lombardi o ai padani, ma a tutti quelli che verranno, si spera, per l'Expo 2015. Mancano i mobili e io devo dire, essendomi precipitato fra i primi già il 12 settembre a visitare la villa assieme ai miei ragazzi, ai miei allievi, devo dire che per quanto il risultato sia estremamente incoraggiante dal punto di vista tecnico, e qui avevo come consulente tra l'altro un collega che è esperto di tecnica architettonica, ma devo dire appunto anche come presidente di Arte Nord e più in generale come uomo del mondo, nel senso lato, che si affaccia a una realtà come questa, senza l'arredamento si ha la sensazione che qualcosa non sia a posto, perché vedete lo stile di un'epoca si misura proprio attraverso le piccole cose. La struttura generale la conosciamo, io stesso avevo parlato qualche anno fa sulla Padania di Versailles Padana, conosciamo quelle che sono le caratteristiche dal punto di vista strutturale, artistico generale, in relazione anche al parco e ai giardini della Villa Reale, senza i quali non si può comprendere poi il senso e il significato dell'esistenza allora e oggi di questa villa. Le sale sono state restaurate ottimamente, in particolare la sala della Duchessa di Genova, ma più in generale appunto la mancanza del arredamento è molto triste. Ora appunto il sindaco come dire, insomma, si mette a piangere perché vuole indietro gli arredi di Villa Reale e tuona addirittura e scrive una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiedendo umilmente che tutto questo sa da fare, appunto nel senso devono rientrare a Monza, in Lombardia, in Padania, quelli che sono dei tesori inestimabili che sono stati poi rivalutati attraverso l'architetto della soprintendenza Anna Maria Terrafini, che è convinta appunto che quanto giace assurdamente in altre parti d'Italia, in particolare a Roma, debba fare ritorno a casa propria ed è un valore inestimabile che sicuramente darebbe un tocco alla villa che permetterebbe di non ricevere più bacchettate da parte di nessuno. Non so se avete mai provato la sensazione di stare in una casa vuota senza mobili, è orrenda. Veramente appunto quando noi compriamo casa o ci trasferiamo, ci traslochiamo, abbiamo questa sensazione, ma moltissimi film, specialmente anglosassoni, sottolineano questo aspetto di sgomento che nasce dalla casa vuota. Ecco, stessa situazione è questa, ma con l'aggravante ovviamente che quello che è il nostro patrimonio, il patrimonio dei nostri antenati o di chi evidentemente ha vissuto a Villa Reale tra 700 e 800 debba ritornare assolutamente qui, perché evidentemente non ci debba essere più, ecco, tanto per capirci, non ci deve essere più nessun Napoleone Bonaparte che toglie a noi come dire, un patrimonio che è un grande patrimonio di cultura fondamentalmente padana. Quindi certamente l'ironia non deve essere tipica di una giornata come questa, che è dedicata a San Francesco, oggi 4 ottobre San Francesco, quindi qualsiasi sfida o stoccata di impianto anche politico non va bene. Pace e bene a tutti, no? Si dice nella giornata di San Francesco, quando una volta iniziavano le scuole, adesso l'inizio è stato praticamente retrocesso un mese prima, ma il fatto che un sindaco di sinistra scriva disperato, ecco, ci fa venire in mente quei personaggi appunto
che non riescono a cogliere fino in fondo il senso e il significato di qualcosa e poi si accorgono in ritardo, in gravissimo ritardo, che senza questa provocazione che è padana nella misura in cui riguarda non solo Monza ma tutte le realtà padane, perché ce ne sono tantissime altre realtà che soffrono in Piemonte, in Veneto di questo stesso problema, arredamenti che sono finiti altrove, ma anche più in generale lo spirito con cui è costretto un sindaco che non è mai stato troppo incline a una visione local e a una serie di rivendicazioni di spunto federalistico, identitario, che è costretto appunto anche lui a fare tutto questo, a dire e a esprimere cose che evidentemente starebbero meglio sulla bocca di qualcun altro. Noi siamo convinti, continuiamo a essere convinti e ce ne assumiamo la responsabilità che Villareale era degna, sarebbe stata degna. Ovviamente con l'arredamento ritornato a casa è ovvio, ma più in generale rispetto alla sua funzione sarebbe stata degna davvero di almeno un ministero italiano. Così non è andata, nonostante fosse stato proposto, e quindi la dimensione artistica ha prevalso su quella politica. La dimensione artistica è assolutamente degna di attenzione e adesso per l'Expo ci si accorge che senza la Villareale l'Italia farebbe una bruttissima figura al mondo. Ecco, un po' tardi per accorgersi di questo, quando sentivo 3 anni fa tante di quelli improperi nei confronti della Villareale da parte dei soliti benpensanti che ricorderete sicuramente sostenevano ma non è possibile pensare di delegare anche solo un ministero a Villareale, cosa c'entra col governo, non ha niente a che fare con la vera immagine dell'Italia. Ecco, adesso gli stessi cominciano a cospargersi di cenere, come tipico poi di tutte quelle persone che parlano a vanvera, a bla bla bla, come le papere, perché papere sono dentro, no? Come quella famosa maglietta che riporta bastardi dentro, papere dentro, perché come papere ragionano e sono moltissimi purtroppo anche i padani che ragionano in questa maniera. Lo dicono con un accento marcatamente padano, ma dicono cose di cui qualsiasi padano vero dovrebbe ampiamente vergognarsi. Speriamo che gli arredi ritornino. Naturalmente si farà bello il Presidente della Repubblica e dirà a tutto il mondo: guardate, senza di me la Villareale, il fiore all'occhiello dell'Expo 2015 non poteva funzionare, perché senza gli arredi non poteva essere presentata ai giapponesi e agli americani che vengono per l'Expo. Vedete un po' come vanno le cose, e sì, il mondo va così, e questo ci permette di ricollegarci proprio all'altro argomento di oggi, cioè la clamorosa intervista di Virnalisi, che all'alba di quasi 80 anni compiuti peraltro recentemente anche da una grandissima altra attrice, Brigitte Bardot, francese, ma Virnalisi è un po' indietro, cioè fortunatamente non gliene manca ancora qualcuno per arrivare agli 80, però è oramai in un'età che, al di là della sua grande capacità scenica e della sua bellezza che sembra non sfiorire mai, ecco, ha il coraggio e non ha più, nessun motivo per tacere di parlare e di spiegare come sono funzionate per 50 anni le cose in Italia. Se non sei di sinistra non lavori. Bella sintesi, naturalmente tutta piena di litote, no? Le famose litoti manzoniane, no? Tipo Don Abbondio non era nato col Cor di Leone. Se non sei di sinistra non lavori. Allora traduco: se sei di sinistra lavori e guadagni una barca de sordi, e lo dico alla romana perché l'abbinamento, l'incrocio fra comunismo e romanità è la rovina dell'Italia, e quindi se invece non lo sei, o non lavori o ti danno l'elemosina. E questo, signori, è accaduto certamente nel cinema, perché lei certamente non può parlare di argomentazioni Virnalisi che riguardano settori che non sono strettamente i suoi. Quindi parla di Pietro Germi, si sofferma su Pietro Germi, di cui era cara amica, e vi riporto appunto il passo della sua intervista. Dice appunto: Pietro Germi, il più grande regista italiano di tutti i tempi. Tra l'altro Germi era di Genova e ha fatto moltissimi film sul Veneto, facendo conoscere nel bene e nel male la provincia veneta a moltissimi italiani. Quindi Pietro Germi, il più grande regista d'Italia,
gli avessero dedicato, dice Virna, una strada, una piazza, un festival, niente, niente. Ma sapete perché? Non era comunista. Ma come è stato fatto così, come si è potuto fare così? Se uno è comunista lavora, e se non lo è non lavora e viene dimenticato. È una triste realtà che esce da una delle bocche più belle dell'universo, che va meditata. Però vedete, io allargo lo spettro, perché è bene sempre ricordare a tutti gli ascoltatori, anche magari non strettamente federalisti e non interessati all'identità, che moltissime persone che io personalmente ho avuto la possibilità di conoscere nella mia esistenza, ma ovviamente di cui ho saputo anche indirettamente da altri, negli ultimi 50 anni effettivamente non sono riusciti a fare carriera anche nel campo del giornalismo, nel campo della scrittura e dell'editoria, nel campo della comunicazione e della televisione, nel campo del teatro, nel campo dell'arte figurativa. Sono stati letteralmente bloccati. La gente questo non lo sa, perché ovviamente si tende a dire soltanto quello che fa comodo dire nel processo dell'informazione, no? Attraverso la famosa disinformatia che è stata tipica del mondo sovietico. Oltretutto, come ho già detto in altre occasioni, anche l'ultimo sabato, la nostra disinformatia è tutta all'italiana, cioè tipo spaghetti western, no? Cioè la disinformatia sovietica aveva una logica, un rigore, una coerenza di cui gli si va dato atto, ma la nostra è più, come si dice, marnifona, ipocrita, melliflua, subdola, ecco, e arriva a bastonare molto di più per certi aspetti della disinformazione sovietica, perché arriva veramente a togliere il fiato a chi non ha le possibilità di inserirsi nella maniera giusta. Perché vedete, non c'è soltanto lavorare o non lavorare, e qui posso testimoniare di tantissime persone che proprio non sono riuscite a fare quello che volevano. Questo è gravissimo, naturalmente, perché non erano di sinistra, perché non appoggiavano, non conoscevano le persone giuste, perché non manifestavano una certa visione del mondo, o ne manifestavano un'opposta soltanto per coraggio, lealtà, sincerità e bontà, ma anche, tengo a precisare, sembra una quisquiglia oppure una forzosità un po' troppo d'attaccamento al denaro, però attenzione. Il problema è anche il fatto che tutti quelli, come sostiene Dobbiana Lisi, che sono stati di sinistra e hanno potuto lavorare, hanno guadagnato cifre impensabili, sproporzionate a quello che era comunque dovuto a loro, perché non è soltanto questione di fama, non è soltanto questione di entrare nei circuiti nazionali e internazionali e riuscire a farsi belli nonostante i meriti siano pochi, ma è anche il fatto di riuscire a guadagnare cifre che sono assolutamente spropositate per lo stesso mondo intellettuale, per lo stesso mondo culturale, dello spettacolo, e sono assolutamente spropositate perché è evidente che nel tacito patto a sfondo mafioso che questo mondo è riuscito a costruire, appunto c'è anche un margine di ricompensa per essere riusciti a capire il senso e il significato di un certo tipo di operazione. Il povero Germi, citato dalla Virna, che comunque era un grandissimo, sono d'accordo, un grandissimo regista, capace comunque con una finezza psicologica eccezionale di riuscire a spiegarci come funzionava l'Italia del Nord negli anni 50, 60, eccetera. Poverino è rimasto di serie B, Già faremo difficoltà a ricordare quelli di serie A, perché naturalmente viviamo in un mondo che tritura tutto e tutti e che facilmente relega, come sosteneva Foscolo, nell'oblio. Figuriamoci quelli di serie B, cioè i poveretti mentecatti che non hanno avuto
la forza di stare dalla parte giusta, quella di sinistra, e che quindi sono stati scartati dalla storia, scartati dai circuiti mediatici, scartati dal ricordo, come se fossero degli indegni, dei sozi, come se avessero espresso delle idee, perché questo è poi il punto naturalmente tipico della mentalità italiota, quello appunto che l'idea giusta vale oro, mentre l'idea sbagliata è da condannare sicuramente all'inferno, tipico di una mentalità repressiva, retrograda, illiberale, intollerante, altro che Voltaire. Ma cosa volete pensare a una forma di libertà in Italia? Non ci sarà mai la libertà in Italia, perché la mentalità italiota è fatta di codardia, di mellisua e sozza codardia. Quindi ha fatto bene Virnalisi a parlare, è giusto, tutti quanti abbiamo detto quando ci avviciniamo agli 80 lasciamo sciogliere le briglie, lo farò anch'io nel mio piccolo naturalmente, dirò delle cose che non ho mai detto e tutti lo diranno, è giusto che lo dicano perché non hanno più niente da perdere. Ecco, in questo caso Virnalisi che per troppi assomiglia a quell'immagine della bellezza stereotipata più stupida che intelligente. In questo caso invece si è dimostrata di un'intelligenza mostruosa, straordinaria, e ha detto quello che tante sue colleghe, compresa la Sofia Loren, non hanno il coraggio di dire o di dire fino in fondo. E tutto questo è veramente significativo di come viviamo in acque veramente torbide, oserei dire in sabbie mobili che non permettono mai di far venire a galla la verità, perché questa è la verità, la verità specialmente sul mondo della cultura e della comunicazione è la verità più importante, perché riguarda quello che il nostro pensiero ha saputo produrre nel corso del tempo, anche attraverso le immagini, l'arte, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo ci lascia veramente tantissimo, tantissimo amaro in bocca, non ci permette poi di poter gustare nulla di quello che noi effettivamente possiamo e sappiamo gustare. La crisi del talk show, specialmente del talk show di sinistra, come quello del martedì appunto, che si fa concorrenza l'uno all'altro fra la 7 e 3, praticamente Giannini e Floris, ecco, dimostra che la gente alla maniera sua ha intuito quanta ipocrisia ci stia dietro a quel mondo lì, che continua a proporre, a parte i politici, altri personaggi che sono significativi solo di un certo tipo di mondo, un certo tipo di intelligenza, eccetera, eccetera. Noi siamo i figli di Dio minore, ecco, noi che esprimiamo abbiamo il coraggio di esprimere liberamente, per esempio attraverso questa radio che ce lo permette, ma tanti altri, non sto parlando soltanto del mondo identitario, ci sono tantissimi mondi che non avranno mai accesso alla televisione, non potranno mai farsi sentire perché sono impediti ad arrivarci lì, letteralmente impediti, non ci devono arrivare lì perché potrebbero dire delle cose scomode, potrebbero dire delle cose che la gente non capisce e via dicendo. Quindi è in questo paese che viviamo e dobbiamo sicuramente non rassegnarci. Fortunatamente esiste appunto qualcuno come il leader del nostro movimento che è in grado di dirle e di non farle sapere, ecco, per intermediata persona. Quindi sono tanti gli aspetti da dover riprendere in considerazione per capire fino in fondo dove noi veramente siamo vissuti in questi miserabili 50 anni. Ecco, Victor Hugo, se rinascesse, ecco, riscriverebbe non più in Francia attraverso le mitiche figure che tutti conosciamo delle Misérables, del bellissimo libro, forse il più bello di tutto l'Ottocento d'Europa, ecco, ma Hugo, se rinascesse, sicuramente riscriverebbe in Italia, diciamo, sottolineando come i miserabili del XX e XXI secolo siano proprio moltissime persone che purtroppo sono state castigate, sono state buttate ingiustamente all'inferno, proprio semplicemente perché avevano il coraggio di dire delle cose che non erano esattamente le cose che si volevano. Quindi altro che dittatura, cioè giustamente noi ci lamentiamo
del fascismo, del comunismo, di tutte le dittature estremiste possibili e immaginabili, ma voi dovete sapere che noi siamo vissuti negli ultimi 50 anni, perlomeno negli ultimi 50 anni, in un regime di dittatura, che soprattutto attraverso i mass media, perché altri mezzi non c'erano più diretti, quindi attraverso il mezzo più subdolo, più sottilmente occulto per le sue manifestazioni, i suoi modi di essere, i modi di fare, sappiamo tutti poi gli stipendi della RAI, gli stipendi di altre grandi fonti di informazione che ci sono in giro, eccetera. E quindi attraverso questo mondo è stata esercitata una dittatura feroce che ha bloccato volta per volta qualsiasi reale alternativa, qualsiasi vera alternativa nei confronti della realtà. Quindi tutti quelli che hanno avuto successo nel campo della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, signori, sono tutte persone che sono state consustanziali al regime. Nessuno ha avuto il coraggio, ci hanno fatto credere che qualcuno diceva delle cose veramente alternative, che aveva il coraggio di dire urlare. No, tranquilli, erano tutte persone che parlavano in nome del regime, e quindi stiamo ancora aspettando chi veramente sia in grado di rompere questo muro di gomma e creare un'Italia diversa appunto da quella che purtroppo ci siamo davanti. Quanto manca, regista? Siamo in chiusura, Andrea, circa una manciata di secondi. Benissimo, allora ricordo l'appuntamento questo pomeriggio per riscrivere la storia del nostro piccolo territorio. È già bello e buono arrivare a fare questo, storia della Segreta della Brianza. Ore 17, Villa Greppi, Monticello Brianza, provincia di Lecco. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. You ask me if I'm happy here, no doubt about it. You ask me if my love is clear, want me to shout it. Give you the best years of my life. I know I failed to treat you right. Don't let me out of here. Don't let me out of here. I won't let you down, won't let you down again. I won't let you down, won't let you down again. I won't let you down, won't let you down again. You say our love's running one way, coming from your side. No help for me to see it through, to meet the high tide.